L'ha affidato alla Madonna delle Lacrime, proprio nel giorno delle celebrazioni per il 60° anniversario della lacrimazione. Monsignor Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento, ha deciso di presentare a Siracusa il nuovo piano pastorale dell'arcidiocesi di cui è pastore dal maggio 2005. Con Don Franco sono arrivati nel maestoso santuario oltre 3.000 fedeli da tutte le parrocchie della provincia, riempiendo una sessantina di pullman. Con un pizzico di emozione e commozione Don Franco ha consegnato alle parrocchie dell'arcidiocesi il piano pastorale diocesano 2013-2014, scritto ed elaborato da Don Giuseppe Agrò e che ha come icona l'immagine del buon samaritano e come tema e si prese cura di lui. Unitamente al piano pastorale, Don Franco ha consegnato la sua lettera pastorale che ha letto durante l'omelia. Carissime, ha esordito, anche quest'anno all'inizio delle attività pastorali desidero raggiungervi tutti attraverso le pagine di questa lettera. A questa riga, proseguito, affido un mandato di amicizia, parole di un fratello e di un padre che non ha ricette pronte o formule magiche, ma che apre il suo cuore e affida alle persone che ha davanti, alle quali vuol bene, i sentimenti e i pensieri che lo accompagnano. Prima di entrare nel merito del piano, l'arcivescovo ha voluto passare in rassegna alcuni tra i fatti più importanti dell'ultimo anno. Il riferimento principale non poteva che essere alla tragedia di Lampedusa dell'ottobre scorso, fatti, ha detto, sui quali ci dobbiamo interrogare per far sì che le nostre scelte pastorali non risultino avulse dalla storia che viviamo, ma da essa si lasciano contagiare e da essa si intreccino per manifestare la sua indole di salvezza e di speranza. Ma anche sul piano pastorale, alla storica visita sempre a Lampedusa di Papa Francesco, suo primo viaggio apostolico in Italia. Abbiamo accolto la notizia come un dono straordinario e come tale l'abbiamo vissuta. Anche su questo evento, ha proseguito Don Franco, vogliamo avviare una riflessione più attenta per capire cosa davvero il Signore ci voglia dire, per evitare che la frenesia del fare porti a trascurare segni evidenti del passaggio di Dio in mezzo ad una storia piena di eventi difficili da decifrare. Ma il cuore di Don Franco è triste per la situazione sociale della nostra diocesi che, ha proseguito, si fa sempre più grave. Aumenta la povertà economica, la disoccupazione giovanile, la disperazione di tante famiglie che mancano di risorse minime per andare avanti. Coloro dai quali si aspettano risposte concrete sembrano sordi al dolore di tante persone o chiusi nei loro interessi egoistici, ha concluso Monsignor Francesco Montenegro.